E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è un discorso molto delicato ma ineludibile che qualunque persona affezionata allo Stato di diritto, liberale e garantista, chiunque abbia letto diciamo 2 righe di Cesare Beccaria, ma anche chiunque voglia mantenere un rapporto con la logica e con l'umanità delle cose, questa domanda non si può non porre. La domanda riguarda ovviamente il caso orrendo e dagli sviluppi incredibili in queste ore di Garlasco. L'omicidio barbaro, orrendo di Chiara Poggi, per cui è stato condannato, ricordiamo, in via definitiva e sta scontando la pena l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi. In queste ore, come saprete tutti perché è la notizia principale ovunque, a distanza di 18 anni dagli eventi, quindi c'è una sensazione veramente di straniamento e si moltiplicano anche le domande su perché questi accertamenti non furono fatti allora obiettivamente, ma sta emergendo la potenziale arma del delitto recuperata in un canale, il potenziale coinvolgimento di altre persone, c'è un nuovo indagato, Andrea Sempio, allora e anche adesso risulta amico del fratello della vittima, sono coinvolte in qualche modo in queste nuove notizie le cugine, le gemelle K. Tra l'altro dagli atti dell'inchiesta ci sarebbe un sms di una di loro con riportato abbiamo incastrato Stasi, che ovviamente non può essere decontestualizzato e come dire fatto oggetto di una verità da bar in nome dello stesso garantismo di cui sopra, quindi zero certezze e 1000 domande che si moltiplicano. Una di queste domande riguarda obiettivamente anche la verità processuale al momento acquisita, che prevede appunto un condannato in via definitiva, e la domanda è: ma questa può essere che questa verità processuale acquisita non coincida con la verità storica effettiva? È una domanda drammatica perché implicherebbe che oltre la vita strappata in modo terribile, che non mi va neanche di ricordare, di Chiara Poggi, ci sarebbe in questo caso un'altra vita distrutta e completamente deviata. Perché questa domanda va fatta? Perché in uno Stato liberale di diritto garantista le condanne devono essere al di là di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione per delitti così orrendi e efferati, ovviamente devono essere al di là di ogni ragionevole dubbio. Allora ci sono alcuni elementi che semplicemente si possono mettere in fila. Alberto Stasi fu assolto 2 volte, in primo e in secondo grado, prima che la Cassazione ordinò di rifare il processo in appello. Fu assolto 2 volte, quindi da 2 collegi giudicanti diversi. Sapete che in altre culture del diritto vige una sostanziale inappellabilità delle assoluzioni nei primi gradi di giudizio, è anche lo spirito della riforma Nordio, en passant. Ma in ogni caso, la stessa sentenza che poi lo condannò in via definitiva, arrivando appunto in Cassazione, riportò che l'andamento dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, virgolettato, fu senz'altro non limpido, caratterizzato anche da errori e superficialità. Una frase agghiacciante per un osservatore inserita in una sentenza così importante. C'è la famosa questione del computer per cui Alberto Stasi stava lavorando alla sua tesi di laurea. Il computer salva i documenti, ovviamente. Quel computer questo reperto fu, diciamo, oggetto di un trattamento non proprio iperprofessionale come altri elementi di questa inchiesta, ma in ogni caso, secondo rilievi di molti esperti, guardando gli orari del salvataggio della tesi sul computer, più o meno avrebbe fatto tutto in un quarto d'ora. Cioè un omicidio efferatissimo, la copertura di qualunque traccia, la propria pulitura senza essere visto, in un quarto d'ora, cioè un killer iper professionista da questo punto di vista. C'è poi diciamo, non è mai cambiata questa cosa, l'assenza di un movente che l'accusa e anche le sentenze non hanno individuato, e qui banale osservazione umana, un delitto così efferato che riguarda la tua fidanzata dovrebbe pur prevedere un movente, e ora c'è la riapertura di queste indagini 18 anni dopo. Ora qui siamo completamente alieni da certezze. L'innocentismo sic simpliciter sarebbe una certezza, al contrario, che non ci sentiamo affatto di
propugnare perché non ne abbiamo elementi, però accidenti, la domanda non si può non porre. Questo uomo, allora ragazzo, è stato condannato al di là di ogni ragionevole dubbio per un omicidio così efferato, al di là delle tecnicalità giuridiche, da un punto di vista della logica elementare e del senso umano, sembra molto difficile oggi sostenerlo. Grazie a tutti, vi aspetto a breve con la nostra intervista settimanale.